già questa sera entro le 22 avremo l'esito di tutti i tamponi, per cui potremo anche vedere cosa poi fare dal punto di vista proprio operativo. I risultati degli ultimi 100 tamponi dei 350 eseguiti in mattinata su ospiti e operatori dell'ex caserma Serena non arriveranno prima delle 22:30. Solo a quel punto, come specifica il direttore generale Benazzi, si potrà avere un quadro complessivo della situazione. 11 gli ospiti del centro di accoglienza che non è stato possibile esaminare questa mattina, ma che verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Difficile risalire all'origine del contagio. Per l'ULSS è il contatto con soggetti che provengono da paesi dove l'epidemia è ancora molto aggressiva, la fonte più probabile. Va da sé che contesti come l'ex Serena sono maggiormente a rischio. Beh, è chiaro, dove ci sono assembramenti, dove ci sono strutture che contengono più persone e dove magari il distanziamento è molto più difficile, l'utilizzo della mascherina è più difficile, è chiaro che si possono creare ovviamente delle situazioni a rischio. Di ieri la positività anche di un ospite di un centro disabili trevigiano. Stiamo ogni 30 giorni passando nelle strutture e facendo i tamponi. È stata trovata questa persona, oggi vengono fatti i tamponi a 45 persone, per cui anche qui la situazione è sotto controllo. Come due signore che sono arrivate dalla Bosnia che avevano dei sintomi segnalati dal medico di famiglia, abbiamo fatto i tamponi e adesso stiamo ricostruendo i contatti, quindi anche in questo caso la situazione è decisamente sotto controllo.